sono Cinzia Bianconi, sono il presidente della Fondazione Adriano Olivetti e molto felice di essere in questa occasione insieme a Life. Abbiamo fatto un percorso già da alcuni anni per promuovere un premio Adriano Olivetti sulla formazione. La nostra collaborazione nasce dal fatto che la Fondazione Adriano Olivetti da quasi 60 anni promuove, mantiene la memoria delle opere di Adriano Olivetti, di tutta la sua intrapresa, che non è soltanto l'impresa industriale, ma anche tutto quello che c'è di valori e di concentrazione sull'uomo come centralità della sua idea, sia nella fabbrica che anche all'esterno e sul territorio. Però non solo una cosa di tutela della memoria, bensì anche una visione sul futuro e quindi su tutte quelle che possono essere le nuove iniziative che si riallacciano e si riavvicinano. Ecco perché con AIF, quando ci è stato chiesto se AIF poteva promuovere un premio Adriano Olivetti, siamo stati felici dell'iniziativa, che deve essere naturalmente nell'ambito di Adriano Olivetti e delle sue idee, e che invece di fermarsi ad una memoria proietta nel futuro quello che possono essere le nuove idee che si riagganciano o che elaborano, speriamo sempre in meglio naturalmente, quelle che potevano essere concetti noti e sviluppati da Adriano Olivetti alla sua epoca, che non ha gli stessi presupposti di quella nostra attuale, però che sicuramente forse, anzi in questo momento precisamente, gli somiglia un po'. Speriamo quindi che questo premio sia una rinascita, una rigenerazione di teorie già note verso applicazioni anche ignote, e che il maggior numero possibile di partecipanti renda questo premio un effettivo premio e che possa promuovere la bravura e la vicinanza a Adriano Olivetti e alle sue idee. Infatti sono qui per imparare, perché non si finisce mai, quindi mi viene in mente semplicemente di pensare, ma forse sbaglio o forse no, che le staminali possono essere proprio un punto di partenza verso una rigenerazione, quindi molto probabilmente tra stasera e domani ne saprò di più, e come ogni volta che si impara qualcosa andrò molto più a testa alta nella strada.